Buon pomeriggio a tutti, sono le 18, anzi 18 e un minuto, siamo pronti per affrontare il nostro viaggio del fine settimana. Allora, oggi vorrei affrontare questo viaggio da sola perché ho già visto delle cose di cui io sono particolarmente così invidiosetta oggi. Ecco, faccio un po' così, ecco, quella invidiosa della situazione, quindi i viaggi di Io Compro Siciliano oggi me li faccio da sola. No, sto scherzando, ovviamente scherzo. L'appuntamento del fine settimana si parla di partenze, si parla di viaggi in un posto oggi veramente bellissimo. Ecco perché io sono con il dente avvelenato. Chiamo, vabbè, dai, la mia collega Selina Alcalà. Celine? Ciao Cristina, ma pensi che ti Eh, lascio passare da sola? Oggi ero Buonasera a tutti. indecisa. Buonasera cara. Oggi ero un po' indecisa perché non ti volevo mandare in onda, lo sai? L'ho visto, ma no, io ci sto. No, no, tesoro, non lo potrei mai fare anche perché sei l'elemento fondamentale del venerdì. Allora, No. salutiamo tutte e due chi ci assiste ovviamente dalla regia, ormai l'abbiamo definito l'angelo custode di tutti, il nostro Paolo Gatto, Santo Paolo, e poi la nostra Marzia, Santa Marzia che ci assiste in redazione. Allora, oggi siamo pronti come ogni venerdì per pomeriggio special dentro Io Compro Siciliano per parlare di viaggi. E oggi, Celine, io so che tu mi hai preparato un ospite che in questo momento sicuramente non è qui chiuso come siamo noi, è in una bella location. Allora, Sì. io direi subito che si chiama Francesco Lenzi e adesso decideremo se farlo entrare o meno. Allora, Francesco Lenzi è uno chef toscano originario di Pisa, di nonna siciliana, quindi c'è il cuore siciliano. Ha viaggiato veramente tantissimo, da New York, passando dalla Sardegna e la Sicilia che ama tanto, fino a Bangkok, dove possiede un ristorante che si chiama Lenzi Tuscan Kitchen e una pizzeria Nonna Nella by Lenzi. Entrambi, tra l'altro, menzionati in quella che è una delle guide più rinomate, che è la guida Michelin. Allora, non voglio perdere tanto tempo facendo l'intro, Selin, perché adesso del tuo ospite te ne occuperai benissimo tu. Vediamo Francesco Lenzi dove si trova in questo momento, Francesco. Vediamo. Ciao, buonasera alla Guardatelo, ciao Carintia. Francesco. Francesco, Ciao. questa cosa non ce la dovevi fare però, Francesco. E d'altronde, guarda, a noi ci starebbe bene anche un po' di freddo, visto che c'è sempre solo caldo, però so Ma che lamentarsi del caldo quando di là è freddo, insomma, non è tanto, lo capisco. Ma ci Però sì, perdoniamo perché tanto è mezzanotte da te e quindi io voglio sì, fare un ringraziamento veramente speciale a Francesco per la sua presenza perché ci grazie, sono grazie, 6 ore di fuso orario e sei gentilissimo di essere qui grazie. con noi per farci sognare un pochino. È Infatti vero. sono Allora, fuori proprio perché ho la bambina che dorme, quindi non Eh. vorrei svegliarla a quest'ora, che poi allora tu lo c'è sai. da farla riaddormentare dopo. No, per carità, guarda, casomai le cantiamo la Nina Nanna io e Celine, ma figurati, far svegliare una bambina mai. Allora, Ecco, Francesco, noi sai che durante i viaggi di Io Compro Siciliano andiamo a raccontare quelle che sono le eccellenze, no, siciliane nel mondo. Tu hai sì. ovviamente il cuore siciliano perché tua nonna è siciliana. Adesso io e Celine vorremmo che tu ci raccontassi, insomma, com'è andata questo incontro con Bangkok, che è un posto veramente bellissimo e magico. Sì. Ma mio è stato un po' un'esperienza un po' particolare perché sono venuto inizialmente per un lungo viaggio, dopo alla fine di una stagione estiva ho deciso di venirmene un mese qua in Thailandia. Durante questa vacanza, proprio all'inizio di questa vacanza o di questo viaggio, se si può chiamare, perché mi piace più chiamarlo viaggio, esperienza, e ho conosciuto il general manager di un hotel 5 stelle dove ero stato le prime notti a Bangkok. Ci siamo scambiati il numero di telefono e a fine della mia vacanza mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, mi è andato via lo chef italiano, non è che mi puoi aiutare. E io di tornarmene in Italia sinceramente non è che ce n'avevo così tanta voglia, e stavo abbastanza bene, insomma avevo fatto un bel viaggio e niente, dopo 2 giorni che lavoravo in questo hotel mi hanno fatto subito un'offerta lavorativa.
Quindi sono rimasto ovviamente con i problemi iniziali che uno può trovare, perché la lingua sicuramente, qui si parla lingua inglese ovviamente, non tutti la capiscono al 100%, poi c'è il linguaggio della cucina, diciamo. Noi cuochi e la gente che lavora un po' in cucina ha un po' un suo linguaggio, però insomma ci è voluto un pochino di tempo per parlare sempre meglio la lingua, e fino adesso che si riesce a comunicare benissimo e si parla con i clienti, quindi c'è tutto un tipo di insomma di esperienza che viene fuori nel tempo. E poi niente, ho lavorato quindi in questo 5 Stelle per un anno, di lì mi sono mosso in un ristorante che era aperto da poco, e dopo 6 mesi siamo riusciti col proprietario, una persona molto in gamba, a riempirlo completamente. E poi dopo questa esperienza, dopo un anno e mezzo lì, mi hanno proposto di aprire un ristorante per un'altra catena, per un altro 5 Stelle a Bangkok, e che si chiama Medici Kitchen and Bar, dell'Hotel Muse, che è una catena dell'Accor Hotel, e è andato molto bene. A quel punto ho detto apriamo il mio, perché se no si fa fare soldi solo agli altri, e quindi no, a parte gli scherzi, grazie anche all'aiuto dei miei genitori che mi hanno finanziato il ristorante, e poi sono i soci adesso sia dell'Enzi Tuscan Kitchen che del Nonna Nella Balenzi. Quindi abbiamo aperto questo ristorante, l'ho voluto proprio chiamare col nome della mia famiglia, proprio mi piace fare queste cose, ora poi spiegherò anche della mia nonna. Quindi ho chiamato Lenzi, proprio che è il mio nome di famiglia, Tuscan Kitchen, che sarebbe la mia cucina toscana, perché poi alla fine quello che faccio è il mio modo di vedere la cucina toscana. Quindi in Toscana si mangia sia il pesce che la carne a altissimi livelli, quindi cucino un po' tutte e due le cose. Ho anche i salumi e formaggi che mi importo direttamente dalla mia famiglia, che li produce in Garfagnana, vicino Lucca, che si chiama l'Antica Norcineria. Quindi è un'altra parte della mia famiglia, io non sono dentro al business, che fa questo fin dal 45, quindi D'accordo, ma allora quindi hai la adesso famiglia in Toscana e importi pure i prodotti familiari fino sì, a Bangkok, e quindi hai l'altra salumi e trattoria formaggi. pizzeria della nonna, giusto? Io vorrei sapere un po' di più della nonna, sì, Sì, perché poi quindi come dicevo, sì, questi salumi e formaggi. Poi dopo 4 anni che abbiamo aperto il Lenzi, abbiamo deciso di aprire un altro tipo di ristorante, perché il Lenzi è un fine dining, quindi un ristorante con prodotti molto ricercati, anche se non facciamo una cucina moderna o troppo, perché va un po' al di là dei miei gusti, di quello che a me piace d'accordo. mangiare. Ok. Però diciamo che non facciamo la pizza, facciamo solo degli ottimi piatti italiani, cose che sono state E inventate quindi da anche me. siciliana a questo punto, se la nonna è siciliana, Sì. da dove No, era in poi Sicilia? dopo quindi abbiamo aperto il Nonnanella, Mm. My Grandma's Recipe, che insomma tutte le ricette di mia nonna, però poi alla fine è un classico italiano, è più la mia trattoria toscana, il mio bistrò toscano. Mm. Facciamo, Che meraviglia. abbiamo anche lì formaggi e salumi, e li vendiamo anche come grocery. Certo. E poi facciamo solo pasta fatta in casa con una macchina speciale della Bottene, quindi riusciamo a fare tutti i formati di pasta, Ok. e poi secondi, antipasti, insalatone, e la pizza che è lievitata 3 giorni, quindi 72 ore di lievitazione, solo farina italiana, solo prodotto italiano. È una pizza più leggera, croccante,
è un po' la pizza che piace a me. È la pizza che piace anche a noi, se è leggera significa che anche la dieta la possiamo mangiare. Sì, una pizza gourmet. E quindi anche lì è stato voluto dedicare questo ristorante invece a mia nonna, Nella, che si chiama Sebastiana, tutti la chiamavano Nella, originaria di Mistretta. E lei, insomma, è quella che mi ha passato la passione per la cucina, perché diciamo, noi vivevamo nello stesso palazzo, quindi è quella che mi nutriva giornalmente e mi nutriva molto bene. Il che io invece vengo da mia madre, è una nuova generazione, una business woman, no? Una chimica farmaceutica, mia madre ora è una imprenditrice e quindi insomma lavorava tanto, non è che tempo per cucinare, però c'era mia nonna che tanto sfornava. C'era la nonna. E allora guarda Francesco, ora ti fermo perché abbiamo pochissimo tempo, quindi cercheremo di raccontarvi tutto, ma prima mandiamo un video per vedere anche la tua storia fino a Bangkok e così potremo anche parlare di Bangkok. Bene. Che dici? Vai. Andiamo? Vai Paolo. No, vabbè, sono bellissime, è bellissimo questo video con le foto che racchiudono tra l'altro la vita di Francesco Lenzi a Bangkok. Vogliamo scoprire un po' quelle che sono le differenze tra la cultura thailandese e quella italiana? Certo, differenze sono grandi perché ovviamente ci troviamo in Asia, poi nel sud-est asiatico, quindi c'è una mentalità diversa di vedere le cose, anche di approcciare la vita. Diciamo, noi siamo molto persone molto genuine, solari, non così timide, diciamo. Poi c'è anche la timidezza in tanti italiani, però diciamo che l'asiatico è un po' più, ora non timido, però più riservato nelle sue cose. Una religione buddista, quindi un altro tipo di religione, è un altro approccio alla vita, anche se tra il thailandese e l'italiano sono molto simili nel valore che danno alla famiglia, cioè qua è sentita molto la famiglia e tutta la famiglia, quindi dalla nonna alla bisnonna, tutti. A volte al ristorante c'è alcune celebrazioni, portano tutta la famiglia, proprio il nonno, tutti, giustamente come dovrebbe essere, anche la bisnonna, insomma. E quello che mi è piaciuto, vedi Cristina, con Francesco, cioè a parte le origini siciliane, l'eccellenza dei suoi ristoranti, non a caso visto come portavoce della cucina italiana dal Guide Michelin, e questo ho fatto proprio perché in Thailandia io ci ho vissuto per diversi mesi, come dice Francesco giustamente, di culture diverse nel frattempo molto simili. La famiglia è una cosa molto cara a loro perché penso che sia comunque tipico dei paesi in cui ci sono state delle crisi economiche o politiche abbastanza conseguenti. Bangkok ovviamente è la capitale della Thailandia,
e ci sono milioni di abitanti, milioni di popolazioni 16. diverse, di culture, ecco, 16 milioni di abitanti. Ecco. Ecco, quello non era Van Gogh, però poi vi portiamo nelle isole, un po' di pazienza. Ok, vai. Però un ricordo bellissimo, si vede, sono molto gioiosi in questa fotografia della Thailandia proprio per questo, perché ti accolgono proprio anche tu come se fossi della stessa famiglia. Bangkok però Sì, ha questa particolarità, ecco Francesco, dico vai. sì e no, perché io sono 13 anni ora che ci vivo e ti Eh, posso dire che anche non è facile lavorare con loro. Più vai avanti nel tempo e più diventa difficile. Ma perché? Perché Perché non è facile? Dici Francesco. perché se ti aspetti intanto non c'è questa voglia di emergere socialmente, cioè c'è quella cosa di lavorare, fare il tuo lavoro e poi finisce lì. Ok. Capito? Non c'è un'evoluzione? allo stesso tempo hai bisogno di più personale perché sì, non non ce c'è la impegno, fai. non c'è ambizione, diciamo, non Sì, c'è... forse c'è, però è un po'. Diciamo che qui la vita si è vista anche più in modo rilassato, tranquillo, che poi non è magari un male, capito? Direi. È solo un'accettazione di un tipo di vita in cui anche troppa responsabilità a volte non è che fa così bene, no? Diciamo che a loro sta bene così, no, Francesco? Probabilmente a loro sta bene così, magari non c'è in loro No, poi sì. uno stimolo ad andare avanti, magari a creare sempre cose nuove, quindi magari sono abituati forse al relax No, più poi non totale, no? voglio generalizzare, non voglio Certo. generalizzare con questa cosa, però se parlate con con tutte le persone che hanno lavorato tanti anni in Thailandia, vi potranno dire la stessa cosa. Stessa Ok. cosa in Giappone, non è facile lavorare con i giapponesi, anzi forse è più difficile lavorare con i giapponesi. Ah, strano, questa è una cosa che non sapevo. E, sì, È una questione di però cultura, penso, nel senso che già la Thailandia ha conosciuto non poco di una ventina di rivoluzioni, perché è una monarchia costituzionale ancora in Thailandia e stanno ancora cercando il loro funzionamento politico più democratico possibile sì, e no, di guarda, qui rilevare siamo l'economia pure, sotto quindi regime militare adesso, da ecco, tanti anni. È più di ecco. quanti anni è che non so, ora, 5 anni siamo sotto regime militare, Ok. quindi ci Ecco. sono i militari al governo. E quindi tra il fatto che negli anni dall'85 al 95 ci sono stati tanti investimenti di stranieri che hanno aiutato l'economia thailandese, però il tutto non si è combinata bene, diciamo. Quindi questi thailandesi sono rimasti, penso, ci vorrebbe uno studio ovviamente di sociologia, ma sono rimasti in una mancanza di fiducia nelle cose, di poter portare avanti le cose, appunto perché vengono spesso distrutte. E penso che sia una mentalità generale. Per questo si dice di Bangkok che c'è un caos, che è la città del caos, perché poi andando sul relax, nel modo di vivere, nel modo di lavorare, si vede poi anche nella vita notturna. E che dici tu, Francesco, che appunto lavorando al ristorante avrai sicuramente visto questa frenesia notturna come si vede nel film Una vita da leone, mi sembra che è in Certo, io ho fatto Cioè, anche tante di quelle serate, però mi sono già immagino. tolto il tatuaggio dalla faccia. Comunque sì, posso dire che la vita notturna è incredibile, lo era perché poi col Covid tutto è cambiato anche qua. Però certo. sì, diciamo che se uno vuole la vita notturna può venire a vivere a Bangkok. Io Ecco. ora con una bambina di 2 anni dovrei andare a vivere al mare, forse. Ecco. E Ma ti quindi manca così... l'Italia? Io vorrei sapere, ti manca l'Italia, Francesco? Ma l'Italia sì, mi manca soprattutto adesso, in questo periodo. Mm, La mia compagna è più di 1 anno e mezzo che non vede i genitori, così certo. come tanti miei amici che vivono qua in Thailandia.
quindi non è un momento facile, perché noi siamo abituati un paio di volte l'anno a venire in Italia, e quindi diciamo c'è anche in generale proprio questa voglia credo per tutti, di poter iniziare a viaggiare. Però sì, l'Italia mi manca, e mi manca vivere anche l'italianità, capito? Certo. Ritrovare, anche andare alla scoperta di posti nuovi. Per dire, l'ultimo mio viaggio, prima che succedesse un po' tutto questo casino, non si dice in Toscana. Ecco. Ti fermo qua, Francesco, prima di parlare del tuo ultimo viaggio. Guarda, andiamo a rilassarsi un pochino, passiamo da Bangkok nelle isole, facciamo vedere le isole thailandesi, va bene? Vai Paolo! Eccolo là, allora, ecco che abbiamo visto, ovviamente non era Bangkok, ma ditemi voi che ci siete stati, ovviamente, tranne io, ovviamente voi ci siete stati, erano le isole Thai, no? Sì, ce ne sono diverse perché c'è il contributo video di Francesco e ho voluto integrare anche contributi di fotografie Io miei. sono un Quindi, esperto sulle isole. ecco, vai Francesco, parli tu. Io proprio, per me, io sono venuto qua in Thailandia inizialmente perché quella è quello che mi ha attratto, la Thailandia, l'isola. E anche se c'è il nord della Thailandia che è molto bello, però è più giungla, più trekking, storia. Però insomma a me le isole e il mare mi piace tantissimo. E qui in Thailandia ci troviamo due tipi di mari, quello dell'Andaman Sea, che è quello dove c'è Phuket, Krabi, Koh Lanta, e poi c'è l'altra parte che è il Golfo della Thailandia, dove le isole più famose sono quelle di Samui, Koh Phangan, dove ci viene fatto il full moon party, Koh Tao, un'altra bellissima isola, Hua Hin, che è una parte un po' più, secondo me, da anziani, però Lì ci sono rimasti 2 mesi, Francesco. molti italiani vivono lì, italiani che vivono più di 6 mesi l'anno fuori dall'Italia, vanno a vivere a Hua Hin o a Phuket. E l'altra parte invece è quella di Pattaya, che è un posto 1 ora e mezzo di distanza da Bangkok, dove vado spesso, vado ogni weekend, quasi ogni weekend, cerco di andarmene là, e anche se io vado in fondo a Pattaya, perché Pattaya è molto conosciuta per la vita notturna, per la vita, però continuando una mezz'oretta da Pattaya si trova delle bellissime spiagge e tutto è diverso, comunque sia un bel posto per staccare. Sì. Io concordo completamente, Cristina, guarda che
tanti film sono stati girati tra James Bond, The Beach con Leonardo DiCaprio. Le isole thailandesi hanno questa particolarità di farti sentire proprio su un altro pianeta, È vero, perché i colori sono molto presenti, i colori naturali, questo verde, come diceva Francesco, un po' di giungla, è Sì. molto particolare. Poi gli abitanti, come l'abbiamo visto nel video, abbiamo avuto un'anteprima lavorativa thailandese, diciamo, di questo thailandese sull'amaca. Io sono rimasta 3 mesi in Thailandia, cioè a Phuket, poi 2 mesi a Hua Hin, però a Phuket, appunto, la cosa bella è che il ritmo di vita cambia. E intanto macchine le puoi dimenticare perché spesso sono con i motorbike, con i scooter, ovunque un caos E incredibile. qui premetto, se posso dire, c'è Vai. c'è il più alto numero di incidenti Sì. mortali Sì, al sì. mondo come incidenti di motorino. Sì, perché proprio in tutti i sensi, tutti liberi di essere, di vivere come lo vogliono, ognuno come lo vuole, quindi diventa un po' confusionale la cosa. Ma nel frattempo, quando arrivi lungomare o quando parti un po' nelle montagne a vedere gli elefanti o prendi la barca e te ne vai un po' al largo, sei proprio altrove, completamente altrove. E questa particolarità qua l'ho ritrovata io in Sicilia. Cioè, poi ne parleremo perché appunto Francesco anche è amante della Sicilia, ma volevo fermarmi un attimo sulla cultura buddista di una parte e l'importanza del Muay Thai, dello sport nazionale. Perché come in Italia vediamo il calcio, in Thailandia è il Muay Thai che è diventato C'è un grande poi... campione che è un mio amico che si chiama Mattias Gallo Cassarino, è un italiano ed E è lì... l'unico che combatte a Lumpini, che Lumpini è lo stadio di Muay Thai più importante di tutta la Thailandia, che è a Bangkok ovviamente, e lui è un grande campione che vive qua da quando ha 10 anni, credo, ora non vorrei sbagliare, ma da quando è piccolissimo. Infatti parla perfettamente thailandese, è un italiano. Qualche parole, Francesco, però le dobbiamo dire in thailandese. Io ne conosco, me ne ricordo due. Vai, Che sarebbe il diteli. saluto. Come, Vai. scusa? Non ho capito. Il saluto thailandese che è Sawadika. E per i maschi sono i cap. Cap, ecco, per le femmine K, per i maschi Cap. Come quando E si poi c'è... ringrazia, Kopunka per le donne, Kopunka per gli uomini. Un paese fantastico da scoprire. Va bene, lo so Cristina, lo so cosa mi dirai, abbiamo pochissimo tempo. No, a parte pochissimo tempo, no, diciamo quello che ho detto all'inizio è che a me la Thailandia ha sempre affascinato, no? Non ci sono mai stata, quindi ero un po' invidiosa di questo vostro, di Comunque Francesco. posso dare dei consigli a tutti quelli che sono a casa. Certo. Vai. Allora, ovviamente come questi posti sono bellissimi, come comunque sia Samui è una grande isola, ma sempre una bella isola. E Koh Phangan è un'isola fantastica. Però ci sono anche altri posti tipo Koh Kout che è vicino alla Cambogia, che è un'isola che è rimasta ancora selvaggia, però con delle strutture belle, però è sempre... Quindi io quello che voglio consigliare a chi sta a casa, che spesso c'è questo errore di venire quando si viene in vacanza in Thailandia e magari si deve usare le vacanze estive di luglio a agosto, bisogna andare alla parte del golfo della Thailandia, non dalla parte di Phuket, no. La parte di Perché delle piogge. sì, perché nel golfo della Thailandia è sempre buono fino a settembre, ottobre, mentre la parte di Phuket dell'Andaman Sea il tempo inizia a essere bello da fine novembre fino a
ad aprile-maggio. Quindi questo è il mio consiglio, perché sennò spesso so di tanti italiani che si ritrovano in quel periodo di vacanze, perché in Italia si va in vacanza tutti a agosto. Hai ragione Francesco, è vero. invece agosto in Thailandia è l'inverno. Un altro punto molto interessante prima di far vedere questo contributo, forse poi mettiamo dei messaggi e poi Cristina. Allora abbiamo un paio di messaggi e poi velocemente parleremo anche della Sicilia perché abbiamo pochissimi minuti. Ok, allora, ultimo piccolo dettaglio è il cambio moneta. Considerate che 100 baht, che è baht in Thailandia, corrispondono a 2,70 €. Il livello cioè il potere d'acquisto da un italiano arrivando in Thailandia è molto alto. Cioè, per una decina, quindicina di euro potete avere 2 notti in hotel, dipende poi dalla città, il periodo in cui ci andate ovviamente. Se ci andate in peak season, chiamano, alta stagione, ovviamente saranno prezzi da turisti, ma se riuscite ad andarci piuttosto fuori stagione, nei posti consigliati appunto da Francesco, allora avete anche delle offerte molto interessanti, essendo europeo. Ora taccio. Bello, buona sapersi. Stop, messaggio allora. Dunque, andiamo da Luca che è sempre presente. Io compro siciliano, grazie Luca. Ormai lui manda l'hashtag tutti i giorni. Buonasera a voi. Angela, buonasera, un bacio, grazie. Marina, buon pomeriggio. Complimenti, buona serata a voi, scrive Matteo. Grazie Matteo. Buonasera a tutti, un abbraccio Celine, bravo il nostro Francesco. Venera scrive buonasera a tutti, grazie, buonasera Venera. Buonasera a tutti voi, un abbraccio da Londra, Andrea, lo chef. Ciao Andrea. Come le bellissime domeniche passate a casa dalla nonna con i più bei momenti e tanto cibo. Concordiamo. Buonasera Cristina Ruffino, Angel Truilio che credo sia della Colombia, non abbiamo ben capito da dove scrive, ma faccelo sapere. Buonasera a tutti voi dallo chef Francesco, a tutti voi, allo chef Francesco Lenzi, nonché conterranei della nonna, visto che da Sant'Angelo di Brola a Mistretta ci dividono poche decine di chilometri, è vero? Ciao Sì. Filippo. Poi, favolose, grazie Marina, grazie. Un bacio, quando rientri ti aspetto in Sicilia, scrive Antonio. Antonio è un mio caro amico, compagno di Celine. Sì. E infatti questo è il motivo, ci siamo incontrati a Bangkok. Io ho incontrato Francesco proprio in Thailandia, sì, tramite Antonio appunto. Hai visto? Ecco. E poi il mondo degli chef è piccolo, diciamo, sai, quando li conosci uno, li conosci quasi tutti. Conosci tutti. Allora, vogliamo parlare velocemente anche della Sicilia, no Celine? Sì. Se sei d'accordo, abbiamo pochi minuti, Francesco, quindi una sintesi. Se volete ve la dico io, la sintesi. La sintesi è che il Mar Mediterraneo rimarrà sempre il mare più bello, ma non perché io sono italiano, perché da chef, quindi sia criticamente parlando di pesce, cioè è un mare molto più pulito, è un mare che offre tantissimo, anche se purtroppo sta cambiando, perché col riscaldamento globale tutto sta cambiando. Sì. Però diciamo che nella mia ultima vacanza ho veramente ho fatto in barca con i miei genitori e la mia famiglia, abbiamo fatto tutta la parte delle isole Eolie, quindi guarda Francesco, ti fermo, mandiamo il contributo video se abbiamo ancora il tempo. Paolo, che dici? Ti lo mandi questo contributo video della Sicilia? Vogliamo vedere anche un po' di Sicilia. Perché ci fai rispondere il computer a tutte e tre. Ecco Francesco. Allora, dico subito e veloce perché ho capito che siamo... Bravo, vai Francesco, comandi tu oggi. Le immagini parlano da sole, insomma, guardate quei gamberi, quello scorfano, cioè la varietà di pesce che ho trovato in Sicilia non l'ho trovata da nessuna parte. Poi io il pesce me lo cucino per conto mio.
lo compravo direttamente dai pescatori, quindi per me è stato un sogno. Favignana è l'isola che dove ho trovato più pesce in assoluto, vicino a dove io compro i gamberi rossi di Mazara, da Paolo Giacalone di Rosso di Mazara, che è il miglior produttore, pescatore di gamberi congelati a bordo, quindi è una qualità ottima ed è il miglior modo per far arrivare il prodotto qua, la congelazione a bordo. E poi si vede anche delle cantine Pellegrino che sono degli amici, e quando vengono in Thailandia ci vediamo sempre per una sera un pranzo insieme, una cena un pranzo insieme, e quindi insomma a me mi è rimasta nel cuore. Ho mangiato molto bene, ho fatto dei bellissimi bagni. Quindi capisci perché io ho deciso di starci, vero Francesco? Ecco, non vi consiglio di trasferirvi, ma solo di venire in vacanza. Scherzo. Comunque c'è tanta possibilità lavorativa qua, quindi sicuramente chi è veramente un professionista qui può veramente fare qualcosa, però deve essere un grande professionista. In caso mi chiamate, mi mandate un messaggio. Sicuramente lo faremo, anche altro che guarda, sicuramente lo faremo. Céline, da me lavorano 5 italiani in 2 ristoranti, con me 6, quindi insomma diciamo che la forza lavoro italiana fa una grossa differenza. Però Francesco, non dire che sei pronto a assumere qualcosa che poi il mio compagno vorrà venire a raggiungerci e io voglio stare in Sicilia, avremo problemi. No, per carità, per carità. Detto, Antonio. Scherzando ovviamente. Va bene, allora noi mi sa che siamo proprio arrivati al termine, tranne abbiamo qualche battuta finale, un minutino proprio. Céline, se vuoi ancora chiedere qualcosa a Francesco. E allora sì, progetti futuri, Francesco, forse quale intenzione hai, visto che Bangkok appunto con una vita di famiglia, ormai che sei arrivato comunque a raggiungere i tuoi obiettivi, che cosa hai in mente ormai? Ma io sinceramente per ora non tanto, perché bisogna valutare un po' il cambiamento di virus. Però diciamo che per ora la mia vita è qui e sono proprio, non mi posso muovere, anche se tanto mi guardo intorno, perché comunque sia un business in un'altra nazione mi piacerebbe farlo sinceramente, guardando ovviamente quei paesi che guardano più al futuro rispetto che rimasti attaccati nel passato, come l'Italia e la tassazione italiana, per chiudere. Purtroppo chiudiamola. Speriamo sicuramente non solo in vacanza. Così hai detto. L'unica pasta a scegliere l'Italia è proprio la Sicilia, e io ho una speranza grande, diciamo, ma credo nel futuro e nelle nuove generazioni. Come bellezza, come qualità di vita credo sia il top. E poi con lo smart working ormai se c'è un'attività è un po' più difficile, credo. Sì, ti capisco Francesco. Grazie mille a te, spero che avremo occasione di fare in ultimo un saluto thailandese, quindi visto che la puntata è in Thailandia, quindi Sonic Up. Sonic Up. Coco Mama Cup. Vuol dire grazie tanto. Grazie a te. Grazie Francesco. Grazie a te. Grazie Cristina. Grazie mille. Ciao Francesco. Ciao. Ciao Francesco, grazie. Allora abbiamo capito un po' la situazione, anche lì un po' così, no? Nel senso che i ristoranti sono chiusi, chiudono alle 9 come comunque dalle nostre parti, e chiudono un po' prima da noi, devo dire la verità, quindi insomma è un periodo un po' difficile anche per la Thailandia, però Francesco ci ha sicuramente illustrato un po' di cose, quindi andremo in vacanza, Céline, prossimamente in Thailandia, mi porti? Sì, ma certo, andiamo. Hai il costume pronto? Dai, facciamo sbarcare Io Compro Siciliano in Thailandia, così ci trasferiamo. Perché no?
Grazie Celine, noi ci vediamo con te venerdì per i viaggi di Io Compro Siciliano. A venerdì prossimo, buona settimana, caro Cristina. Grazie Ciao, Selina ciao. Alcalà, ovviamente il venerdì è sempre per la protagonista dei viaggi di Io Compro Siciliano, allora siamo un po' in ritardo, ovviamente come sempre quasi, e io vi saluto, vi auguro un buon weekend, grazie per essere stati insieme a noi anche oggi, ci rivediamo ovviamente lunedì per inaugurare una nuova settimana insieme e lunedì ripartiremo alla grande con la cucina e con la cucina dei ricordi insieme al nostro chef Mariano Carbonetti, grazie Paolo e regia, grazie a Marzia in redazione, a lunedì. Buon fine settimana a tutti, ciao 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 ciao, chiudiamo, sigla.